Non si potranno più prelevare contanti fuori dagli orari lavorativi. La decisione di Poste Italiane, in accordo con le forze dell'ordine, è arrivata dopo l'escalation di assalti agli ATM. L'iniziativa per il momento partirà, anche se non c'è l'ufficialità, nelle province di Treviso e Venezia, ma non è detto che possa essere allargata a tutto il territorio regionale. Un modo, fanno sapere dalla SPA, per dissuadere i malviventi a mettere a segno i colpi nei bancomat. Vogliamo far capire ai cittadini, dicono, che lo facciamo per motivi di sicurezza, ma alla gente questa scelta proprio non va giù. Non so perché fanno queste cose, onestamente, secondo me. Tanto se uno vuole rubare o fare qualcosa lo possono fare anche negli orari di servizio, penso io, non lo so. I pazzi in giro ce ne sono tanti. Non mi sembra sia una cosa giusta, perché sennò dovrebbero chiudere tutti i bancomat, anche quelli delle banche, quindi gli assalti ci sono e bisogna convivere con questo. E non si fermeranno di certo, dice lei? No, sicuramente no. Penso che sarebbe forse più conveniente il bancomat che sia sempre aperto, insomma, per la disponibilità magari delle persone magari che non hanno la possibilità nel pomeriggio, ma per cui alla sera dopo il lavoro. Secondo me non va bene, secondo me non va bene. Poi, I cittadini che dicono è un disservizio, perché alla fine se uno vuole prelevare di domenica non lo può fare. sì, appunto, una cosa brutta per la gente, perché uno può venire per tirare soldi, deve aspettare che non c'è bancomat, deve aspettare gli uffici. Che cosa si dice? È così. Unica voce fuori dal coro. Per me va bene così, va bene chiudere nelle ore fuori orario, sì, capito, di chiusura. Sarà solo un disservizio e basta, e non risolverà il problema, dice Franco Conte di Codacons. Bisogna risolvere il problema di ordine pubblico e non diminuire il servizio ai cittadini. I correntisti di Poste Italiane, infatti, non potranno più prelevare la domenica mattina o sabato sera. I postamat rimarranno chiusi. È un disservizio pubblico di valore sociale. Ridurre la funzionalità crea solo un disagio, spiega Conte. Poi aggiunge: insomma, Poste Italiane salverebbe così i suoi bancomat mandando i malviventi in quelli delle altre banche. Una decisione, conclude, che assolutamente non trova nessuna spiegazione.